Buongiorno e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Catania, i 2 pediatri del Policlinico sono stati presi a calci e pugni in reparto per un mancato ricovero. La ricostruzione dell'aggressione è da brivido, nata di indignazione e solidarietà, la procura apre un fascicolo. Dopo 45 anni rivelati i nomi dei 2 assassini di Piersanti Mattarella, l'ex presidente della regione fu ucciso a Palermo da 2 killer di Totorrina. Catania, 41 anni fa la mafia ammazzava il giornalista Pippo Fava. Nel pomeriggio le celebrazioni sul luogo dell'omicidio, in cattedrale una messa in suo ricordo celebrata dall'arcivescovo Monsignor Luigi Renna. Ostaggi di un mercatino delle pulci che in parte risulta anche abusivo. Protestano i residenti di via Forcilla a Catania, ogni domenica imprigionati in casa da furgoni e bancarelle. A Messina numeri da record per le crociere, il porto peloritano entra nella top 10 europea e le previsioni per il 2025 vedono il settore ancora in forte crescita. Calcio Serie C, Catania tra poco in campo alla Vigorito contro la capolista Benevento, il Messina riceve il Cerignola, sarà l'esordio per la nuova proprietà, Trapani impegnato domani contro il Picerno. Per il calcio 5 la Meta Catania in finale di Supercoppa sfiderà il Napoli nella riedizione dell'ultima finale scudetto. Ancora buongiorno e buona domenica. Aperto un fascicolo a Catania per l'aggressione ai medici del Policlinico. I primi ricordi di uno dei 2, il dottor Pierluigi Smilari, attraverso il racconto del legale di fiducia Francesco Siracusano. Tanta la solidarietà ai medici, i sindacati adesso chiedono un confronto sulla sicurezza. Il servizio è di Orazio Longo. L'aggressore avrebbe agito col favore di un giubbotto col bavero alzato e con un berretto abbassato fino agli occhi. Sono i primi ricordi dell'aggressione subita dal dottor Smilari, noto pediatra del Policlinico di Catania, assalito pochi giorni fa in reparto con calci e pugni. L'episodio, secondo una prima ricostruzione fornita dal legale di Smilari, l'avvocato Francesco Siracusano, avrebbe avuto origine dal ricovero di un bambino accompagnato in reparto da un medico che voleva forse caldeggiare una corsia privilegiata, ma il medico accompagnatore di fatto sarebbe risultato non iscritto all'ordine. Quando Smilari si è accorto della cosa, si è rivolto al genitore del piccolo e a una terza persona per avere le spiegazioni. Sul posto si sarebbe allora recata la nonna del bambino con una persona individuata come avvocatessa. In seguito l'aggressione ad opera di un gruppo di giovani. Uno in particolare, salito in sala d'attesa, si è scagliato contro Smilari e con un pugno gli ha provocato la frattura del setto nasale. A difesa del medico è giunto un altro collega, anche lui picchiato, e una donna, mamma di un bambino presente in reparto. Il gruppo di aggressori si è quindi dileguato fuggendo a bordo di alcuni ciclomotori. Smilari, accompagnato al pronto soccorso, è stato trattato con una prognosi di 30 giorni. Immediata è scattata la solidarietà, con l'interessamento dell'assessore regionale alla sanità, messaggi delle autorità, ma anche di semplici cittadini e pazienti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la magistratura ha aperto un fascicolo, i sindacati chiedono la riapertura del tavolo di confronto sulla sicurezza. Perché vengano verificate quando e quali delle azioni promesse dai direttori generali delle aziende ospedaliere dell'ASP catanese siano state messe in atto. E adesso ci sono i nomi ad uccidere Piersanti Mattarella. Fu Antonino Madonia, uomo di fiducia di Totorrina. A guidare l'auto che lo portò in via Libertà a Palermo fu Giuseppe Lucchese. Il servizio. Un guanto poi sparito, una confidenza lontana 33 anni, oggi tornata credibile, una somiglianza tra 2 volti a dividere 2 strade investigative. Sono questi alcuni degli ingredienti dell'inchiesta della Procura di Palermo che ha gettato nuova luce sull'omicidio di Piersanti Mattarella, l'ex presidente della regione siciliana ucciso il 6 gennaio di 45 anni fa a Palermo, nella centralissima via Libertà. Secondo i magistrati il killer, esecutore materiale di quell'omicidio, fu Antonino Madonia, all'epoca 28enne fedelissimo di Totorrina. Sarebbe stato lui a esplodere i 6 colpi di pistola che hanno centrato fatalmente il corpo del fratello dell'attuale capo dello Stato. A guidare l'auto del comando, la Fiat 127, poi ritrovata abbandonata, sarebbe stato Giuseppe Lucchese, altro pupillo all'epoca 20enne di Cosa Nostra. Entrambi, dagli anni 90, sono in carcere a scontare l'ergastolo per diversi omicidi, tra cui la strage di via Isidoro Carini, dove perse la vita il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Dopo le assoluzioni in tutti i gradi di giudizio, tramonta quindi forse definitivamente l'idea del coinvolgimento
coinvolgimento dell'estrema destra, dei NAR in particolare, nell'omicidio Mattarella. A fare il nome di Madonia nel 1992 era stato il pentito Gaspare Mutolo, mentre gli investigatori, nel rileggere le carte dell'indagine, sono stati attirati da una traccia in particolare, e cioè l'esistenza di un guanto ritrovato nella 127 ma non appartenente al proprietario dell'auto. Indagine che non è ancora chiusa, non mancano le ipotesi sui moventi dell'omicidio. A Repubblica, l'ex presidente della Commissione Antimafia, Rosy Bindi, parla di due vie come possibili cause, una legata al ruolo di Mattarella come presidente della regione e alla sua volontà di fare chiarezza nel mondo degli appalti pubblici, quelli in particolare che favorivano gli amici degli amici. L'altra linea riguarda il ruolo politico di Mattarella, erede di Moro, e della politica del dialogo con il PC. A 41 anni dal delitto di Pippo Fava, a Catania per la prima volta è stata celebrata una messa in cattedrale in memoria delle vittime della mafia. Nel pomeriggio un corteo e un confronto sul futuro del giornalismo. Giusy Lazzara. Pippo Fava, non solo artista raffinato, ma anche giornalista determinato nel denunciare il malaffare a Catania dalle colonne del suo giornale I Siciliani. Il 5 gennaio di 41 anni fa la mafia lo ha ucciso davanti al Teatro Stabile in via dello Stadio, oggi a lui dedicata, e da allora non è solo memoria, ma occasione di confronto. Quest'anno c'è una novità, la messa in cattedrale per tutte le vittime di mafia, voluta dall'arcivescovo Luigi Renna, che durante l'omelia ha ricordato che Pippo Fava usava la parola per denunciare, per uscire dalla rassegnazione. Il suo, ha detto Renna, era l'impegno di chi portava avanti un discorso di verità quando a Catania non si pronunciava neppure la parola mafia. Poi, come ormai da tradizione, il premio dei siciliani giovani, assegnato nella redazione del Giardino Scidà, bene confiscato al clan Santa Paola. Nel pomeriggio il corteo da Piazza Roma fino alla lapide in via Fava. In serata il dibattito al Piccolo Teatro sul ruolo del giornalismo oggi e il futuro della professione. Le iniziative, in occasione anche del centenario della sua nascita, dureranno tutto l'anno, dicono dalla Fondazione Fava, con mostre e nuove edizioni del suo primo libro, La maestra e il diavolo. A Palermo solo un commerciante su 100 denuncia di pagare il pizzo. L'allarme lanciato da Addio Pizzo è anche motivo per lanciare un'app che favorisce il consumo critico. Il servizio. Non solo soffocati, ma sempre più. Chi paga il pizzo non lo fa per paura. Questa è la denuncia di Addio Pizzo, che da sempre lavora per la legalità. A Palermo solo 1 su 100 fra imprenditori e commercianti denuncia di pagare gli strozzini. Solo 11 denunce nel 2024 su 800 casi scoperti dalle forze dell'ordine. Gli imprenditori sono quelli più vessati, ma non solo, ci sono anche titolari di imprese edili, commercianti e le strutture ricreative. E per incentivare il consumo critico, Addio Pizzo lancia l'app Pago chi non paga. Una guida per trovare artigiani esercenti che si sono ribellati e l'hanno rivendicato senza paura. Da sempre la nostra idea, la nostra strategia è quella di vincere l'isolamento in cui spesso vengono abbandonati i negozianti e gli imprenditori che fanno la scelta di denunciare il pizzo, e far crescere un'economia sana fatta di aziende, imprese e negozi che hanno fatto una scelta decisa di opposizione a Cosa Nostra. Un aiuto anche per i consumatori che potranno localizzare il negozio libero dal racket del pizzo. Il Tribunale di Catania non ha convalidato il trattenimento disposto dal questore di Ragusa per un migrante di 30 anni sbarcato sulle coste siciliane e trattenuto nel centro di Pozzallo. Il Tribunale richiama il recente pronunciamento della Cassazione nel quale il giudice ordinario si legge ha il potere e il dovere di esercitare il sindacato di legittimità della designazione da parte dell'autorità governativa di un certo paese di origine tra quelli sicuri. A Catania, da Librino a Trappeto, i carabinieri e la polizia intervengono in 2 fiorenti piazze di spaccio. Sentiamo nel servizio di Eva Spampinato.
Catania e i suoi fiorenti traffici di droga. Da Librino, dove la polizia ha sgominato una piazza di spaccio in mano a un giovanissimo in un condominio blindato e videosorvegliato, a via Capopassero, dove il pusher spacciava in strada. In via del Piccone, nel quartiere di Librino, durante un'attività di pattugliamento del territorio, gli agenti si sono imbattuti in un via vai di persone in un condominio e hanno notato una serie di auto che a turno stazionavano vicino all'ingresso dell'edificio. Le persone entravano e uscivano in fretta e una volta viste le volanti si sono date alla fuga. I poliziotti hanno fatto irruzione, beccato il ventenne in fragranza di reato e trovato tutto il materiale utilizzato per il confezionamento dello stupefacente, oltre a un bilancino di precisione e 360 euro in contanti. Addosso al giovane sono state trovate le chiavi di accesso al terrazzo e altri 40 euro. Il pusher è stato arrestato e posto ai domiciliari. In via Capopassero, nel quartiere di Trappeto, invece, si spacciava in strada, ma tra gli automobilisti c'erano anche i carabinieri. Il pusher del marciapiede così è stato arrestato, ma non senza una fuga e un inseguimento che si è concluso sui gradini di uno stabile nel quale voleva nascondersi. Il 36enne spacciava avvicinando le auto e mostrando dal finestrino il contenuto della sua mercanzia, una busta che conteneva 18 dosi di marijuana, 125 dosi di crack, 95 dosi di cocaina. Nelle sue tasche i militari hanno trovato una radiotrasmittente per comunicare con le vedette e 685 euro provento dello spaccio. Restiamo a Catania perché adesso parliamo di un mercatino che è diventato il mercatino della discordia. I residenti di via Forcile insorgono contro l'amministrazione e dicono: ogni domenica qui è un incubo, da queste parti non esiste la legalità, qui si vende tanta merce rubata. Il servizio di Tonino De Mana. Ostaggi di un mercato semi-abusivo e nuova domenica da incubo per gli abitanti di via Forcile. Una zona franca, secondo i residenti del quartiere di San Giuseppe l'Arena, che a cadenza settimanale vivono nel caos, assediati da furgoni, bancarelle, postazioni improvvisate ed auto, dove ognuno vende le proprie mercanzie e dove qualcuno spera magari di trovare i propri oggetti razziati in furti in appartamento, garage o cantine. I miei amici mi hanno detto che hanno trovato roba che hanno rubato a loro, l'hanno trovata qui in questo mercatino. L'abbiamo sopportato per 13 anni, ora basta. Alta tensione in via Forcile con gli abitanti che invocano l'intervento del comune di Catania. E non si possono invitare gli ospiti perché è una vergogna, perché non si può camminare. C'è stato addirittura un consiglio comunale dove hanno approvato lo spostamento di questo mercato, dove è intervenuto anche l'assessore dicendo che avevano già individuato la nuova zona. Completamente il mercato è ancora qui. Arrivano anche i vigili urbani. Sono tante le macchine da verbalizzare ed allora si chiede l'ausilio dello street control. Utilizzeremo questo aggeggio, ma quando? Oggi, l'anno prossimo? Queste scene concludono invece ogni appuntamento domenicale. Altri commenti sembrano superflui. A Messina numeri da record per il crocierismo nel 2024, ma le previsioni sembrano ancora più rosee per l'anno appena cominciato. Francesco Triolo. Numeri mai raggiunti prima, dal porto di Messina, una crescita rispetto allo scorso anno di oltre il 27% e il 2025 si preannuncia come un anno da record per il crocierismo sullo stretto. I dati diffusi dall'autorità di sistema portuale parlano chiaro: 671.477 sono stati i crocieristi arrivati a Messina, che confermano un trend consolidato con il 27,6% in più di arrivi rispetto al 2023. A sua volta era stato un anno da record. Sono numeri che lanciano definitivamente il porto dello Stretto nelle primissime posizioni del crocierismo non solo italiano ma europeo. Sino allo scorso anno Messina occupava il 7° posto in Italia ed era entrata per la prima volta nella top 20 europea. I numeri comunque parlano di un intero settore in crescita che negli ultimi 3 anni è stata davvero imponente, basta guardare i dati più recenti. I crocieristi in arrivo a Messina nel 2019, ultimo anno prima della pandemia, sono stati 422.000, poi 14.920 nel 2020, 156.322 nel 2021, 387.898 nel 2022, ma è dal 2023 che si è registrata la svolta con 526.034 passeggeri che sono diventati 671.477 nel 2024 e la tendenza continua a puntare dritto verso nuovi traguardi. La proiezione per il 2025 è di oltre 800.000 presenze alle quali vanno sempre aggiunti gli uomini e le donne dei vari equipaggi. Nel 2024 le navi approdate sono state 225 praticamente in tutti i 12 mesi dell'anno e dal 12 gennaio al 24 dicembre. Ieri è arrivata la prima nave del 2025 che ha fatto sbarcare le prime centinaia di crocieristi dell'anno.
ed è il primo di 268 approdi, anche qui con un incremento sensibile rispetto al 2024 di quasi il 20%. Ed a beneficiarne è stato anche l'indotto. Ad esempio sono stati oltre 6.300 i bus grandi e piccoli che sono stati utilizzati per le escursioni in provincia, una media di 28 a nave, anche se la maggior parte dei crocieristi resta in città. Agrigento, capitale italiana della cultura, per il 2025 celebra la zampogna, un antico strumento musicale, simbolo della cultura mediterranea. Il servizio è di Davide Sardo. Ad Agrigento l'antica melodia della zampogna ha risuonato tra le vie della città, protagonista dello Zampogna Fest, un evento organizzato dall'Associazione Culturale Sicania in Movimento. Momento centrale del festival, il concerto itinerante Zampogna Fest, Ance e Passi, per l'ultimo scorcio delle festività natalizie a ridosso dell'Epifania. Al di là dell'aspetto spettacolare dell'evento, ha il significato di avvicinare a questo suono, a questo mondo che ormai appartiene ad un passato seppur recente, perché fino agli anni '80 c'era un uso più intenso, però oggi è importante far conoscere le nostre tradizioni. 20 musicisti hanno attraversato la città partendo da Porta di Ponte, percorrendo la via Atenea e arrivando fino al presepe storico di via San Girolamo nel centro storico. Con la scusa di questo festival la gente frequenta il centro storico, un centro storico che è meraviglioso, uno dei più belli che abbiamo noi qui nella nostra provincia, è un preludio quindi per Agrigento Capitale della Cultura 2025. Tra musica, tradizioni e sapori al presepe si sono assaporati ricotta calda e tuma fresca, accompagnati da una suggestiva esposizione di carretti siciliani e vespe d'epoca. Una celebrazione che ha unito passato e presente, regalando ai partecipanti un assaggio autentico della Sicilia più vera. Bello, molto suggestivo. Adesso noi ci fermiamo, una piccola pausa, ritorneremo subito dopo con un'ampia pagina di calcio.